Buonasera, credo che il programma preveda adesso la parola, ringraziamo Zalini in questo caso per l'introduzione ai lavori. Cos'è l'ARGA ve lo spiego poi in sede di tavola rotonda quando toccherà al mio ruolo di commensale del dibattito. Grazie, molto brevemente io introduco i temi di questo appuntamento. Sul consumo di suolo se ne sente parlare continuamente, si è di fatto detto tutto, insomma, in termini di cifre e di quello che comporta, diciamo, sul piano ambientale la gravità della perdita di suolo agricolo. Io che vengo da Polesine uso fare sempre questo esempio che mi dà la dimensione, ci dà la dimensione di cosa ha significato e può significare, diciamo, in 40 anni. È stato fatto l'esempio nel rapporto che ha fatto la Regione qualche mese fa, è stato consumato un territorio pari alla provincia di Rovigo. Quindi voglio dire, di questo passo non si può andare avanti. È evidente che questo modo diciamo, di concepire lo sviluppo legato alla cementificazione non è più perseguibile. Quindi il tema oggi non è diciamo, analizzare ancora la situazione, vederne un po' gli effetti, eccetera, è che fare. E venendo in qua mi veniva di rinominare, diciamo, l'iniziativa di questa sera, come avete visto dalle locandine, più suolo per l'agricoltura, l'ambiente, la presentazione del PDL e quant'altro, ma invece di titolarla l'urgenza di provvedere, perché di questo si tratta oggi. Credo che questo responsabilmente noi intendiamo fare come Partito Democratico, come gruppo regionale, eccetera, perché è evidente che questa questione si rivolge, è rivolta particolarmente a quello che è l'ambiente agricolo, insomma, alle sue funzioni, e tiene conto, diciamo, perché cosa provoca oggi il consumo di un bene che è bene ribadire, è bene sottolineare, non è più riproducibile come l'aria, come l'acqua, insomma, no? Quindi se da un lato non è più sostenibile dal punto di vista ambientale, sappiamo anche che non è altrettanto vantaggioso, diciamo, continuare su questa via, perché poi gli effetti, le ricadute quando succedono i disastri, sappiamo quanto costano alla nostra collettività e quanto questo diventi sempre più insostenibile. E questa continua aggressione che subisce l'ambiente agricolo in particolare, va ribadito, cito per punti, danneggia la sua funzione produttiva. E oggi non è che possiamo parlare di essere tranquilli, diciamo, da questo punto di vista, e noi in Veneto, oltre che in termini quantitativi, ne abbiamo un danno anche in termini qualitativi. La sua funzione paesaggistica, perché è evidente che la risorsa principale che noi disponiamo oggi è che quella generata dalla natura, dal territorio, dall'ambiente rurale, ed è questa la risorsa principale su cui far leva e, diciamo, imperniare politiche cosiddette di sviluppo. E viene, diciamo, in qualche modo compressa la tutela della biodiversità, che è un tema su cui invece bisogna tenere alta l'attenzione e l'impegno. La mitigazione climatica che svolge, diciamo, il territorio rurale, e da questo punto di vista è sempre più importante un ruolo e un impegno in questo senso. Le stesse normative europee, gli stessi finanziamenti, diciamo, agganciano a questa funzione quello che è poi i contributi stessi che vengono dati al settore. Quindi di fatto aumenta il rischio idrogeologico, e quindi qua dobbiamo spostare anche l'attenzione e quello che deve essere l'impegno, perché non possiamo solo parlare di vasche di laminazione, ma dobbiamo parlare come costruiamo, diciamo, come tuteliamo il territorio per il futuro, affinché questi episodi, queste situazioni eccezionali, ma che diventano poi di fatto la normalità, non abbiano più a provocare quei disastri. Aumenta il deficit, in qualche modo incide aumentando il deficit sulla bilancia alimentare, e in sostanza diminuisce, come dicevo prima, quella che è l'attrazione turistica del nostro territorio, perché insomma adesso oggi pomeriggio c'è una giornata un po', insomma, che lo sguardo non va molto distante per la foscheria prodotta da questo tempo, però nelle giornate, insomma, normali, insomma, basta gettare lo sguardo, quindi al di là dei numeri ci si rende conto come una compromissione ulteriore del territorio in qualche modo danneggia tutto il nostro sistema socio-economico, e quindi da questo punto di vista ecco perché dicevo è importante invece degli interventi concreti. Ci si chiedeva oggi in conferenza stampa: ma come pensate voi di portare avanti questo disegno di legge?
quali sono le alleanze che si produrranno in sede consiliare, in sede politica, per portare avanti una cosa che in definitiva se ne parla da molto e la stessa maggioranza è in qualche modo in difficoltà, non ha trovato un punto d'incontro e voi dall'opposizione, ecco, noi abbiamo da questo punto di vista un progetto ambizioso, ma che è quello che chiede non solo l'opinione pubblica, ma che chiede il Veneto. Cioè noi intendiamo essere alleati di questi signori, cioè di tutto il mondo associativo che ha prodotto mesi fa, per esempio, un manifesto dalla Confindustria, la Confartigianato, la Confcommercio, la Confcooperative, che hanno posto il problema di basta sprecare territorio. A queste associazioni vanno aggiunte le associazioni di categoria del mondo agricolo, dalla Coldiretti alla Concoltivatori, anche insieme e quant'altro. Quindi ecco, queste sono le vere alleanze che deve fare il mondo politico, su cui si deve spendere in termini concreti. Insomma, per cui da questo punto di vista intendiamo misurare le volontà reali, perché come dicevo ne parlano tutti, nessuno ha preso l'iniziativa concreta, noi crediamo che non si possa più aspettare e occorra quindi provvedere, bisogna passare dalle parole ai fatti, basta con la politica degli annunci, perché questo è un altro fatto che va, diciamo, da un lato a detrimento della politica stessa e a far sì che questa perda sempre più credibilità e dall'altro evidenzia tutta la sua inconcludenza. Ho davanti, mi sono ritagliato e conservato quasi da facile profeta, devo dire, in questo Veneto, un articolo di giornale in cui veniva presentata in pompa magna del 20 luglio l'iniziativa della Giunta che da lì a poco avrebbe portato all'attenzione del Consiglio una legge per il contenimento di suolo. Siamo a novembre, non c'è ancora. Quindi noi intendiamo da questo punto di vista, perché vogliamo parlare del PTRC, il PTRC che in qualche modo dovrebbe essere un po' il quadro entro cui anche su questo grandi annunci, tantissimi ricorsi, c'è un contenzioso che probabilmente ne vanifica la sua validità, non si sa come va avanti, i cui contenuti peraltro sono profondamente in discussione, perché anche da questo punto di vista è chiaramente contraddittorio quello che si dichiara da un lato rispetto a quelle che sono poi le volontà reali manifestate anche nell'elaborazione della stessa proposta di variante a PTRC, laddove la Giunta, la Regione si ricavava per sé, diciamo, la prerogativa di disporre attraverso accordi di programma la destinazione d'uso attorno a quelli che sono i grandi nodi viari della nostra Regione. Se questo è valorizzazione degli enti locali, se questo è tutela del territorio, Dio ce ne scampi. Quindi da questo punto di vista noi intendiamo con coraggio passare appunto dalle parole ai fatti, mettendo nero su bianco, e questo disegno di legge, va detto, si integra con altre iniziative similari che il Partito Democratico ha presentato. A inizio d'anno abbiamo presentato la legge sui parchi e sulle aree protette, perché queste rappresentano oltre il 20% del territorio veneto e quindi non possono essere più intese come zone, diciamo, vincolistiche, che non hanno un rapporto reale con il territorio, in particolare con il territorio agricolo, perché insomma c'è tutta la questione, pensiamo alle aree di Natura 2000 che attraverso i loro piani di gestione devono in qualche modo essere integrate nella pianificazione territoriale, ma anche a una legge che abbiamo presentato sulle misure per il contenimento dell'impermeabilizzazione del suolo, questa all'indomani dell'insediamento dell'inizio della legislatura. E quindi questo insieme di proposte, come diceva il nostro capogruppo, vuole offrire da un lato una proposta di governo, diciamo, del territorio rispettosa dei ragionamenti che dicevo prima, ma dall'altro anche sfidare quella che è una giunta e una maggioranza, smascherando quello che riteniamo una inconcludenza riformatrice e quella che è la distanza che la separa in realtà dai problemi reali del Veneto. L'iniziativa del Partito Democratico è questa legge. Io cito solo due cose, poi passo la parola al collega Bruno Pigozzo. Si muove su due linee, insomma, questa proposta. Da un lato uno stop vero, reale, a nuove autorizzazioni, e dall'altro l'avvio di azioni concrete di razionalizzazione, di qualificazione dei centri storici, proprio per evitare di consumare solo dall'altro, ma di impostare su nuove linee, diciamo, riformatrici di politica di gestione del territorio che del rispetto ambientale ne fanno una leva, diciamo, per il futuro in maniera credibile. Quindi da questo punto di vista noi intendiamo
obbligare in qualche modo, favorire da un lato, ma obbligare la stessa regione a discutere di questa cosa, perché anche se siamo opposizione non sappiamo come andrà a finire, però abbiamo la possibilità, dataci dal regolamento diciamo della regione, di far sì che di questa cosa se ne discute in commissione e poi se ne discuta obbligatoriamente in consiglio, e quindi lì andiamo a smascherare le volontà reali e cerchiamo di essere coerenti con quello che diciamo, perché come dicevo all'inizio oggi non è più tempo di analisi ma è tempo di provvedere su questa questione. Grazie.